fare un ragionamento su cos'è la palla condicio adesso, una legge nata a inizio anni 90 in un clima politico ma anche in un clima di tecnologia completamente diverso da quello attuale è assolutamente necessario. In questo momento le limitazioni a par condicio coinvolgono specialmente e esclusivamente le TV locali, quindi è venuta secondo me anche meno l'esigenza e l'importanza di quanto era previsto all'inizio quando la legge venne fatta, e un tagliando dal mio punto di vista va sicuramente fatto proprio per permettere anche alle TV locali, anche agli uffici stampa dei consigli regionali di essere operativi in un momento della campagna elettorale che appunto è mutata profondamente negli ultimi 25 anni. È una legge di circa 20 anni fa e che ha bisogno, proprio alla luce delle innovazioni anche tecnologiche, internet, web, di aggiornamenti. Io ringrazio chi ha promosso questo seminario e dico anche che oltre all'articolo 9 ci sarebbero anche altri aspetti di questa legge sempre sulla par condicio da rivedere, ma credo che questo sia un ottimo punto di partenza. Quello che facciamo sulla par condicio è anzitutto un'operazione di rispetto della legge, ma non senza dimenticare la segnalazione al Governo e al Parlamento, che ovviamente deve tener conto che la normativa era riferita a un quadro regolamentare, ma soprattutto di media e tecnologia completamente diversa da quello di oggi. Su questo ovviamente abbiamo bisogno di una risposta importante, ma che deve essere commisurata alla precisione dei nostri interrogativi. La seconda questione è quanto ci viene dal coordinamento degli uffici stampa, che ovviamente, avendo un'esperienza ricca e diversificata, deve essere considerato dall'autorità, perché ovviamente le loro proposte devono fare i conti con la normativa, ma con qualche elemento di flessibilità e di sperimentazione, io spero già a partire dalle prossime campagne elettorali locali ed europee. Il terzo è che quello che fa l'Agcom non è soltanto ovviamente rispettare e difendere il principio di parità nell'informazione per garantire il diritto degli italiani a un'informazione plurale e indipendente, ma è anche quello di indurre, persuadere gli over the top, i grandi poteri dell'immaginario e delle tecnologie a coltivare con noi un disegno di autoregolamentazione, e noi speriamo di coregolamentazione, che riduca le fake e la disinformazione e aumenti tutti gli espedienti e le procedure virtuose per migliorare l'informazione degli italiani. Il problema che verrà affrontato è legato all'evidente trasformazione della comunicazione politica nelle campagne elettorali. Fin troppo noto le ragioni dovute appunto a quegli affari che tutti noi abbiamo, smartphone, internet, rete, eccetera. Che cosa può essere lasciato al giornalismo tradizionale? Ecco, la mia ipotesi è che acquista in qualche maniera rilievo il giornalismo di inchiesta, cioè capire cosa si muove nella rete, cioè rendere esplicito ciò che nella rete è opaco. E anche se noi seguiamo le cronache giornalistiche americane, vediamo che dalla mattina alla sera i giornalisti della carta stampata e i giornalisti della televisione fanno esattamente questo, riscoprono il giornalismo investigativo e curiosamente in questo ambito riacquisiscono un ruolo centrale.